Si è svolta ieri presso la splendida location del Teatro Sociale di Canicattì la terza edizione del Premio Fedeltà e Fair Play organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio Delegazione di Agrigento. La kermesse arriva al culmine della stagione sportiva agonistica 2016-2017 e ha visto relazionare il presidente della delegazione agrigentina Stefano Valenti sulle attività svolte nella stagione che sta per andare in archivio. Presenti oltre alle società premiate della nostra provincia, il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e l'assessore allo sport Farrauto, il presidente regionale della FIGC Santino Lopresti, il coordinatore regionale Aldo Violato del settore giovanile e scolastico, il presidente degli arbitri della sezione di Agrigento Gero Zago e il delegato provinciale del CONI Antonella Attanasio. Nel corso della cerimonia, a fare la parte del leone, il Canicattì Calcio per la vittoria del campionato di promozione e quello regionale Juniores, premiato anche il Raffadali per la promozione nel campionato di eccellenza. Molta attenzione è stata riservata alle società di settore giovanile scolastico maschile e femminile, anche attraverso l'attività svolta nelle scuole. Per la seconda stagione consecutiva il premio Fair Play è stato assegnato alla Muxar di Sant'Angelo Muxaro, mentre quello Fedeltà alla Virtus Bivona per i 10 anni di attività. Il Sambuca Calcio è stato premiato per aver vinto il campionato di terza categoria. Parole di elogio ha avuto il presidente Valenti anche per la redazione giornalistica sportiva di Televideo Agrigento per lo spazio FIGC concesso ogni mese all'attività della FIGC di Agrigento.